È un bilancio in chiaroscuro a quello emerso all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia. Se il chiaro è l'aumento dell'attività del distretto, l'altra faccia della medaglia è composta da criticità che minano anche seriamente lo stato di salute del comparto in regione. La più grave è la carenza di personale. Il Veneto rimane l'ultima regione d'Italia nel rapporto tra giudice e popolazione. L'inevitabile lentezza dei procedimenti si traduce tra l'altro in un boom di ricorsi in appello, in alcuni casi con la certezza di finire in prescrizione. Le prescrizioni sono infatti passate dalle circa 1800 del 2015 alle 2340 dell'anno scorso. Di contro le pendenze dei processi che attendono di essere celebrati in Corte d'Appello hanno raggiunto la cifra record di 13.137, alcuni rischiano di non essere mai celebrati. Direi che addirittura, se vogliamo, una pratica virtuosa è quella di non farli arrivare, perché se tu più ne fai arrivare, più ne fai prescrivere, e quindi sostanzialmente è meglio rinunciare prima e riversare l'attenzione su altri, in modo che almeno anziché 3.000 prescrizioni potremmo avere 2.000 o 1.500. Ma questa è sempre una logica emergenziale, non bisognerebbe fare così. Dalla capitale però qualcosa si sta muovendo. Sono stati aumentati gli organici di oltre 40 magistrati per il nostro distretto di Corte d'Appello ed è l'incremento sul piano nazionale sicuramente più significativo. C'è l'impegno anche di coprire gli organici e anche nell'ultima delibera del CSM abbiamo destinato 30 magistrati di nuova nomina al Veneto, quindi qualcosa si sta muovendo. I problemi della giustizia hanno però anche prodotto una diminuzione delle cause. Si contano sempre più rinunce ad avviare una causa civile sia per l'incertezza dei tempi di svolgimento che per i costi elevati. Altro nuovo fenomeno sono poi le richieste d'asilo dei profughi. I 1040 procedimenti del secondo semestre 2015 erano già diventati 1672 nella prima parte dell'anno scorso. Il cosiddetto patrocinio gratuito del quale godono i richiedenti asilo, vale a dire l'assistenza legale a spese dello Stato, è arrivato per il solo Tribunale di Venezia ad un esborso di oltre 1 milione di euro. Provate solo a pensare cosa vuol dire questo numero di procedimento in una macchina di giustizia già intasata. Cioè, o si fa una sezione specializzata o si mettono altri magistrati o si studia un sistema per evitare che un numero di procedimenti di questo tipo intasi la giustizia. C'è poco da fare.